Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. L'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura di Veneto Agricoltura ha appena pubblicato il rapporto 2019 sulla pesca e l'andamento del comparto della pesca del Veneto, appunto nel 2019. Siamo con il dottor Nicola Severini, collega di Veneto Agricoltura, con il quale oggi faremo proprio il punto sull'andamento del comparto della pesca veneta. Nicola, grazie intanto per essere qui con noi. Com'è andata nel 2019, che sono, ricordiamo, gli ultimi dati disponibili? Com'è andata nel 2019 il comparto della pesca veneto? Allora, come succede negli ultimi anni per il settore ittico veneto, ci sono settori in cui i numeri positivi prevalgono, mentre altri presentano degli stati strutturali di crisi, come quello dell'acquacoltura. Prima di entrare nei dettagli dei diversi comparti, riusciamo a fare un po' il punto sulla flotta. Come sta la flotta? Allora, la flotta del Veneto nell'ultimo anno si rilevano 652 pescherecci, che portano a una diminuzione rispetto all'anno precedente del 0,9%. Però per quanto riguarda i caratteri strutturali delle barche, quindi parliamo della potenza motore e della stazza, la percentuale di decrescita è maggiore, in quanto si tratta della fuoriuscita dal settore di barche di grandi dimensioni. E per quanto invece riguarda l'occupazione e le imprese? Se le imprese con le 3.802 aziende rilevate nell'intera filiera ittica veneta sono in crescita dello 0,9%, quelle lì invece per quanto riguarda l'occupazione ai quasi 7.300 occupati corrisponde a una perdita rispetto al 2018 del 6,8%. Bene, e adesso entriamo proprio nei dettagli della produzione e magari se riusciamo a distinguere la produzione del pescato rispetto a quella allevata. Allora, per quanto riguarda la produzione locale che viene sbarcata giornalmente nei 6 mercati ittici presenti nel Veneto, quindi parliamo dei mercati di Caorle, di Venezia, di Chioggia e poi dei 3 mercati di Polesine, quindi Scardovari, Pila Porto Tolle e Porto Viro. In questo caso la produzione locale come quantitativi è in crescita del 5,7%, crescita che però si ferma al 4,7% se consideriamo invece il valore, quindi il fatturato di questo comparto della pesca veneto. A tirare maggiormente sui quantitativi è il pesce azzurro, la categoria del pesce azzurro, con un aumento annuo del 9,5%, con Pila, quindi il maggior mercato che presenta pesce azzurro, che sale del 12,8%. E per quanto riguarda l'allevamento? Per quanto concerne la parte dell'allevamento, per quanto riguarda i molluschi bivalve, abbiamo un calo per quanto riguarda la mitilicoltura, quindi la produzione di cozze, che nell'ultimo anno si è fermata al meno 6,4%. Mentre quella delle vongole veraci, quindi della vongola filippina, si è fermata al meno 2%. La percentuale invece di perdita del comparto della piscicoltura, quindi l'allevamento dei pesci, è arrivata fino al meno 6,8%, anche se la produzione lodevendibile è calata di meno, infatti si è fermata a un meno 1,3%. E per quanto invece riguarda le vongole non allevate ma pescate? Sì, per quanto riguarda la produzione, quindi la pesca di vongole di mare, è effettuata dai 2 consorzi di gestione di vongole del Veneto, quindi quello di Venezia e di Chioggia. In questo caso i numeri sono nettamente al ribasso, infatti parliamo di un meno 10,4% complessivo, dove le vongole di mare perdono l'11% netto e i fasolari, l'altro prodotto di punta di questi consorzi, perdono l'8,7%. Chiudiamo con un'ultima domanda che è doverosa, direi. Rispetto alla crisi di questi mesi dovuta a Covid-19, come sono comportati i mercati? Se consideriamo che in base agli ultimi numeri dell'Ismea i consumi agroalimentari nel periodo del lockdown, quindi nei primi 6 mesi dell'anno, dei prodotti agroalimentari sono aumentati del 6%, i prodotti ittici invece sono diminuiti del 4%.
in quanto praticamente c'è stata una maggiore predisposizione all'acquisto di prodotti surgelati e congelati e meno di prodotti di pesce fresco. I mercati ittici, quelli principali, Chioggia e Venezia, segnano cali produttivi intorno al 16-25% e di pari passi anche quello in valore, con un fatturato che scende anche del 25% per Chioggia, 11% per Venezia. Bene, grazie dottor Nicola Severini per essere stato con noi oggi. Ricordiamo che il report sulla pesca, la pesca in Veneto 2019. Pesca in Veneto nel 2019, questo è il nome del report, è scaricabile dal sito di Veneto Agricoltura. Un saluto a tutti e un appuntamento, ci rivediamo alla prossima occasione.